È stata proprio una bella giornata, bellissime persone, tutto quanto. Volevo approfittare di questa clip per raccontare una cosa ai camperisti che secondo me è importante e di interesse. Nelle recensioni dell'area camper qualcuno ha scritto che l'entrata è una delle due entrate è pericolosa, secondo loro alcuni camper toccano sotto. Secondo me ho visto che è stata riasfaltata, l'abbiamo voluto fare apposta anche noi quella salita lì e secondo noi non ci sembra affatto che ci tocchi col camper, quindi fatela tranquilli, ok? Quindi va bene tutte e due le entrate dell'area camper. Ecco sì, cosa volevo dire che stavo tentennando. Attento che in certe zone, soprattutto qui al sud, molte aree camper sono gestite. Cosa significa? Che sì, ok, tu dici è una bella cosa, va bene, per carità, però certi gestori magari chiudono, non so, tipo alle 8, quindi tipo qui a Polignano a Mare, se arrivi dopo le 8 non trovi nessuno e resti fuori, quindi attento sempre a ste robe, informati prima, hai capito, qualche giorno prima sugli orari di check-in e check-out. L'area camper di Polignano a Mare in realtà è un parcheggio sosterrato e terriccio molto fatiscente, però ti dirò che va benissimo perché è proprio a 5 minuti dal centro di Polignano a Mare. C'è la corrente, o perlomeno se c'è spazio ti metti vicino alla corrente, quindi ce l'hai, è inclusa nel prezzo, il tutto è 20 euro e basta, d'estate è sempre custodita, mentre d'inverno solo fino alle 8 di sera. Adesso in qualche modo metterò qualche musichetta, qualcosa. No, chiedo l'aiuto da casa, cioè cosa c'entra il mago del gelo che fa torte qua sirena arenata in spiaggia? Focaccia cipollosa. Guarda il famoso Pumo che è un tipico portafortuna pugliese. Vedi, anche questi hanno il Pumo. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. All the birds in the trees, well, they'd be singing so happily. Una da provare è un sasso. All'inizio sembra un sasso, quando lo mastico devo spostare. Comunque effetto. Qua dal super mago del gelo, aspetta, non si legge, ora le insegne non vengono messe a fuoco. C'è scritto, qui è nato il caffè speciale, l'originale e il super mago del gelo. Non so cos'è il caffè speciale. There are times when all the world's asleep, the questions ran too deep for such a simple man. Won't you please? Anche a Polignano a Mare sta da ganza. I know it sounds absurd. Please tell me who I am. I said, now what would you say? They'll be calling you a radical, a liberal, oh, fanatical, criminal. Won't you sign up your name? They'd like to feel you're acceptable, respectable, oh, presentable, a vegetable. Genau. Oh ja. When all the world's asleep, the questions ran too deep for such a simple man. Won't you please, please tell me what we've learned? I know it sounds absurd. Please tell me who I am. Aspetta, voglio documentarla, cioè praticamente ci stai raccontando l'Instagram contro realtà. Allora ti dico, io non ho Instagram, le pubblicità o quello che hai fatto sui giornali.
perché allora ti dico la mia prima di far parlare Alessia. A me piace moltissimo, però è vero che non avevo nessuna aspettativa. Lei questo posto l'ha visto da tanto tempo, non so, sulle pubblicità. Sui viaggi. O si è ristretta la costa. Che dubito che si sia ristretto il posto. Cioè, immaginavo fosse un corridoio più lungo delle due rocce con l'acqua, cioè è molto corto. È lungo per arrivare scalzi. Ho capito. In sostanza le pubblicità, la televisione, Instagram, i media ovviamente devono agire sull'aspetto emozionale per catturare il pubblico, e pertanto è normale che ti ingigantiscono le cose, hai capito? Poi tu vai a vederle di realtà e dici ma come? E capita ogni tanto anche a me, vedo su internet dei posti bellissimi, dico madonna ci voglio andare assolutamente, poi leggo sotto il nome della città e dico ah no, ci sono stato, ma non c'entra niente con quello che sto vedendo là. Spero che non venga frainteso, perché il posto comunque è fantastico. A me piace un botto sta roba, veramente, cioè proprio come si dice, ti resta impresso. Oh dai Pampino, vai a tuffarti come nei TikTok, dai, vai a fare i tuoi tuffi. Fai quel volo di 250 milioni di chilometri, dai! Guarda che qua no, non ci si butta di qua. Guarda che ti butto. Che sarà il posto dove buttare? Da qua ti butto, andiamo. Credo che si tuffano da qua, ma mi pare strano, cioè forse questo lo aprono. Quella, che vertigine. Ah, forse da quella terrazza lì. Mamma mia, aspetta, le mie vertigini. È strano, è tutto bellissimo, ma buttarsi da qua, ragazzi, guarda, occhio, anche no, fa vedere, no, io no. Ad ogni modo sembra che io mi lamenti del terriccio, no, che c'è, perché c'ho anche ste netti e sazze in italiano, anche se gli pulisci le zampe al cane è pericoloso, purtroppo dopo... Ci avevano dato anche un bel posto in riva al mare a Polignano che io ho visto, dove si mettono i camper proprio con vista mare, solo che proprio a me non piace vivere con l'ansia che mi entrino dentro quando ho gli animali, perché altrimenti vabbè sono preparato antifurti di tutti i tipi, e quindi dice vabbè pensi a cosa potrebbero ciularti, che è il male minore, e quindi dice vabbè anche se entrano tra virgolette chi se ne sa, il danno maggiore è la serratura, insomma. Però con gli animali, ragazzi, siamo stati costretti a lasciare il camper in questa cosa qua. Anticipiamo la visita a Bari Vecchia. Purtroppo l'area camper di Bari Vecchia ci fa entrare solo fino alle 2 del pomeriggio, dopodiché dice che non c'è più posto. Ribenvenuti. Polignano a mare loro dicono che è il paese del gelato. Mi piace perché il tipo di Bari Vecchia ci aveva detto l'amore che Polignano a mare ci metti tipo mezz'oretta a visitarlo, non c'è niente da vedere, alla faccia che non c'è niente da vedere. Cioè, queste robe un po' infastidiscono, difatti poi gli metterò una recensione a 1 stella. Già per il fatto di averci fatto intendere che dovevamo chiamare prima che trovavamo tutto libero, e invece adesso già cambia tutto. Vabbè, che bello, ti danno 1530 bomboloni se vai, ti anneghi, quindi non annegare. Appunti interni, di sera è tutta un'altra cosa. E non solo per il fatto che c'eravamo solo noi. E lì è dove ho pisciato, quindi quando vedrò tutti i video dei TikTok che si buttano, io mi immaginerò il mio piscio che gli va addosso. È vero, credete mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Grappa passeggero. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso?
meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita. Che però Ale, se uno si butta solo dal balcone qua non è neanche a gusto. Ah, i pumi là che c'erano nel distributore automatico. Urco, questo è anche è grosso come pumo. Meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Ti hanno inventato